Lia Marunzu è una delle tante residenti di Izmirionis. Da una vita abita in via Campopisano. Al giorno d'oggi qual è l'aria che tira nel rione? Ci sono, e se ci sono, quali criticità? Beh, la criticità è ovviamente non c'è controllo, a volte mi rendo conto che basterebbe ogni tanto vedere una macchina della polizia perché c'è sempre un minimo di disagio, ma la zona è vivibilissima, vivo da tantissimi anni qua, non ho voluto cambiare perché la reputo una zona abbastanza piacevole, abbiamo tutti i servizi, certo magari ci piacerebbe che il sindaco facesse qualcosa in più anche per noi, visto che questa è Che una... cosa? Beh, per esempio abbiamo un marciapiede in via Cornalias che va verso la rotonda di Mulino Beccio, ancora non è stato fatto, bisogna attraversare la strada, cercare di fare qualcosa in più come aiuole, verde, cosa che ho visto che sta già facendo, però dovrebbe intervenire maggiormente nelle periferie. I commercianti di Izmirionis lamentano due problemi. Il primo legato alla viabilità, alle nuove piste ciclabili appunto nella strada che dà il nome al rione, e il secondo un problema legato alla sicurezza, soprattutto per le rapine che sono avvenute nell'ultimo periodo. Lei da residente come vede questo aspetto, l'aspetto della sicurezza a Izmirionis? Ma devo dire la verità, anche in altre zone di Cagliari c'è lo stesso problema, non penso sia solo legato al quartiere, quindi possiamo dire che tutto sommato si vive ancora bene, perché è una zona abbastanza sana, nonostante tutto. I pregi e i difetti principali di Izmirionis al giorno d'oggi? I pregi: si vive a misura d'uomo, si può andare tranquillamente a piedi dappertutto, abbiamo il mercato, l'ospedale, farmacia, abbiamo tutto. E i difetti, ecco, forse siamo stati un po' troppo trascurati, dovrebbero creare più aree verdi, anche se abbiamo Monteclaro che è un fiore all'occhiello, ecco, aggiungerei più verde, più aiuole per i bambini, piazze un pochino attrezzate per loro. In un flash, signora Marunzu, lei ha 60 anni, lavora ancora, tra qualche anno andrà in pensione. Dal suo punto di vista, com'è invece la situazione dei giovani che vivono a Izmirionis? Io ho due figli, i giovani escono tranquillamente, magari mia figlia è un po' più timorosa per certi orari, mi chiama quando deve rientrare, ma ripeto, secondo me questo vale anche per altre zone di Cagliari. C'è un po' generalizzata la cosa, non credo che solo la nostra zona abbia dei veri problemi. Per i giovani ci sono abbastanza spazi dove poter incontrarsi, dove poter fare qualcosa? Ecco, quello no, purtroppo no. Purtroppo per i giovani c'è poco, infatti i miei figli tendono ad andare sempre fuori, oltre la zona. Questo sì, ma questo penso che valga anche un po' per tutti, giovani, anziani, persone della mia età, ecco.